Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Batman napoletano. Mi vedete in queste vesti perché tra poco devo scendere, tra un'oretta, verso le 7:30 del mattino, per andare a fare una partita con la mia squadra. Devo andare nel pulmino e per andare dove devo andare ci vogliono circa 2 ore. Vabbè, non ci dilunghiamo troppo. In questo video andremo a confrontare due grandi giocatori che hanno fatto la storia del nostro calcio. Che hanno fatto la storia del calcio, diciamo, che sono Messi e Ronaldo. Qui andremo a confrontare un po' di statistiche, in questo contenuto andremo a confrontare direi un po' di statistiche, cioè tra gol e assist dalla stagione 23-24 all'anno 2025, da gennaio 2025 fino a ottobre 2025. Vabbè, allora partiamo dalla stagione 23-24. Nella stagione 23-24 Messi, io sapete che sono fan di Messi, essendo argentino, e sapete che per i napoletani gli argentini sono sacri, tra virgolette, non sono quando un argentino si parla di un argentino, cioè un giocatore più forte al mondo, diciamo aspetta, prima c'è Maradona e poi c'è Messi. Però Messi ha fatto, come sapete, a prescindere se siete a favore di Messi o no, però bisogna ammetterlo, come Ronaldo ha fatto la storia del calcio, ehm, anche Messi ha fatto la storia del calcio, e quello che Messi ha fatto, penso che solo Maradona riesce a replicarlo e a fare di più. Ronaldo non è capace non ha quel tocco che ci ha Messi. Diciamo, Ronaldo vuole più far gol, infatti da queste statistiche vedi, andiamo a vedere che Messi gioca più con la squadra rispetto a Ronaldo, che fa in una stagione può arrivare anche a quota 44 gol, 50, 60 gol. Vabbè, Messi nella stagione 23-24 ha fatto 11 gol in 11 partite, poi ha avuto, se non sbaglio, un infortunio grave ed è rimasto fuori per tutta la stagione. Quindi non è questo confronto nella stagione 23-24 non andrebbe proprio fatto, però noi lo facciamo giusto per portarvi più informazioni. Invece Ronaldo, nella stagione, mo stiamo parlando solo di club. Nella stagione 23-24 Cristiano Ronaldo fa con la, fa, arriva a quota 44 gol a fine stagione e 25 assist, quindi arriva a quota 69 tra gol e assist. Invece Messi fa praticamente in 11 partite un gol a partita, arrivando in doppia cifra dopo pochissimo tempo. Cose, come ho detto prima, che in pochi sanno fare. Poi nella stagione 24-25, ehm, allora, quest'anno è compreso di pausa nazionali e tutto. Messi nella stagione 24-25 fa 33 gol e 9 assist, arrivando a quota 42 tra gol e assist. Invece Cristiano Ronaldo arriva a quota 39 tra gol e assist, facendo 4 assist e 35 gol. Tra queste due statistiche, a prescindere dai gol, vediamo
che, come detto prima, Messi gioca più di squadra rispetto a Ronaldo. Cerca di aiutare, magari di far crescere la squadra rispetto a Ronaldo che fa in tutta la stagione fa 4 assist rispetto a Messi che ne fa compie 9. E questo è anche la cosa, diciamo, la parte fondamentale perché l'Inter Miami sta crescendo, non perché stanno Messi e Suarez, ma perché c'è un signor giocatore argentino che sa giocare a calcio e, um, gioca molto più di squadra rispetto al portoghese. Poi da giugno, dall'anno 2025, da gennaio 2025 fino ad ottobre 2025, ehm, Ronaldo fa 30 gol e 2 assist. Invece Messi in totale quindi scusate, Ronaldo in totale fa 32 tra gol e assist. Invece Messi arriva a 34 gol e 16 assist, quindi arrivando a quota 50 tra gol e assist. Diciamo, non dovrebbe andare fatta dalla stagione 23-24, però ho deciso di portarla dalla 23-24 perché sennò i tempi di registrazione dei tempi di durata del video sarebbero assurdi perché saremo qua a parlare per oltre un'ora andando a spiegare magari chi ha fatto più gol, ma chi ha fatto più assist, a che periodo era per il giocatore. Vabbè, analizzando queste statistiche, vabbè, vediamo rispetto agli anni d'oro di entrambi i giocatori, quindi Barcellona, PSG per Messi e magari Real Madrid, Juventus e Manchester United, mettiamocela dai, per Cristiano Ronaldo. Non sono ovviamente quei tempi là, sono due giocatori che stanno per ritirarsi. Ronaldo che si ritirerà appena avrà finito di segnare, appena avrà raggiunto quota 1000 gol. Penso che gli manchi una quindicina di gol da fare. Invece Messi già programmato il ritiro ufficiale dalla nazionale dopo la fine dei mondiali. Bene ragazzi, grazie per la visione, fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti se tifate per Messi o per Ronaldo e poi iscrivetevi al canale. Se vi iscrivete e lasciate 2 like sotto questo video vi porterò anche la parte 2 con altri 2 giocatori. Ciao!